Il 14 marzo 3.14, secondo il modo di scrivere le date degli anglosassoni, si festeggia il Pi Greco. L'Istituto Comprensivo Terzo di Sora, da sempre protagonista nel diffondere l'interesse per le discipline scientifiche, promuovendo la passione e le sfide di logica attraverso iniziative ed attività che permettono di avvicinarsi alla matematica e renderla una disciplina alla portata di tutti gli alunni, ha organizzato per la giornata del Pi Greco numerose attività per ragazze e ragazzi in modo da conoscere il mondo della matematica ed il nesso tra questa materia e la quotidianità. Anche quest'anno abbiamo dato impulso a queste gare, sia con la Bocconi e adesso anche con il Pi Greco Day, e poi proseguirà dal punto di vista di stimolazione alla logica con le attività di altri ambiti disciplinari, e non voglio anticipare nulla per il momento. E diciamo che è il modo per contrastare anche l'amarezza di questi ultimi anni in cui la scuola ha visto negare molti dei diritti ai quali noi davamo maggiore impulso: la socialità, la partecipazione, l'impegno. Invece, non fermando mai la macchina formativa, diciamo, la chiamo proprio macchina perché è stato progettato nei minimi dettagli ogni azione, tutto il team dell'intero collegio dei docenti, dall'infanzia alla scuola media, attraverso le attività di coding, giochi della Bocconi ed anche oggi il Pi Greco Day, hanno voluto dare a questi ragazzi un supporto in tema di impegno per non rimanere indietro. Sono stati, e spero che si concludano presto, anni questi che hanno penalizzato fortemente questa intera generazione di nostri studenti, perché la scuola non è stata sempre aperta, continuamente rallentata dalle assenze dovute al Covid, ma in qualche modo comunque il messaggio è arrivato, con tutti i mezzi, con tutti gli strumenti. Tutti gli alunni, insieme ai docenti della scuola secondaria di primo grado Facchini, hanno celebrato il Pi Greco Day e la Giornata internazionale della matematica 2022, quest'anno dedicata alla matematica unisce, un tema quanto mai attuale in momenti difficili come quello che stiamo vivendo, in cui prevalgono la violenza ed i conflitti. Il Pi Greco Day, insieme anche a un'altra iniziativa che da pochi anni stiamo celebrando, e cioè la Giornata internazionale della matematica. Ogni anno questa giornata viene celebrato, in questa giornata viene celebrato un tema particolare, e quest'anno è la matematica che unisce. Diciamo proprio in questo periodo un tema di questo genere è quanto mai attuale, visti proprio i conflitti, anzi le guerre, la guerra che si sta svolgendo in Ucraina. E per questo motivo parliamo anche di matematica in maniera giocosa, e ponendo anche l'accento su quanto anche l'aspetto del sapere, del gioco, dell'appassionarsi alla logica, alle sfide, a tutto quello che è ragionamento, pensiero critico, possa forse essere un vaccino contro le violenze e contro, ecco, i conflitti.